Un fiore lasciato accanto al luogo dove sono stati trovati i corpi di Chen Yan, 39 anni, e del suo piccolo appena 15 mesi. Una comunità, quella di Castel Guglielmo, sconvolta, che non riesce a darsi pace. E proprio dove è venuta la tragedia sono arrivati i genitori della donna, nonni del piccolo. Un silenzio surreale, poi sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri per essere sentiti. I militari stanno scavando nella vita di questa mamma per capire cosa possa essere accaduto, perché un gesto tanto tragico. Ed emerge un quadro familiare difficile, un bambino nato fuori dal matrimonio, una famiglia che forse non aveva accettato la decisione della mamma di avere il figlio senza un marito. Alcuni testimoni parlano di una famiglia riservata, ma la nascita di questo piccolo aveva generato discussioni tra genitori e la donna. Forse lei non ha retto, la depressione poi potrebbe aver fatto il resto. Le indagini e l'autopsia dovranno chiarire le cause della morte di mamma e figlio ed il contesto nel quale potrebbe essere maturata questa decisione. Intanto è stato conferito all'anatomopatologo l'incarico per l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio per permettere tutti gli accertamenti del caso. La mamma, 39enne, e il piccolo sono stati visti l'ultima volta proprio nei pressi del laghetto artificiale. Lei spingeva il passeggino. Nulla facesse presagire una tragedia. Pochi minuti dopo il dramma si era compiuto. Il passeggino rimase lì vuoto ed i corpi avvistati da un passante.